Buonasera amiche ed amici di Sportissimo Channel, puntata di Sportissimo Calcio Show. Purtroppo orfani di Max, che salutiamo per motivi lavorativi, il martedì ci abbandona. Come noterete abbiamo spostato la giornata dal lunedì al martedì per quanto riguarda ovviamente la trasmissione di Sportissimo alle problematiche, insomma, anche di David, che è il nostro coach preferito, e quindi al lunedì lui solitamente allena, anche se ieri non ha allenato di fatto, vero? Bravo, palestre chiuse, quindi Palestre chiuse, quindi diciamo che siamo prossimi al campionato, però si sta giocando. E come sta andando? Esulo un attimo dal contesto per chiederti come sta andando in queste prime due giornate, i campi, le normative e quant'altro. Non iniziare a ballare, se no anche Fabio dal Canada dopo ci dice che gli facciamo venire mal di mare, ecco. due giornate, una persa e una pareggiata all'ultimo minuto, non Ok, stanno. no, ma al di là dei risultati, cioè il fatto di come sta andando dal punto di vista delle procedure No, niente, Covid, se ci sono tutto normative, tranquillo per il momento. procedure. Controllo del Green Pass quando entri in palestra, certificazioni, sanificazione, stiamo facendo tutto quello che ci chiedono, tutto quello che ci chiedono, quindi siamo nella norma Quindi noi. non è troppo complicato in sostanza. Per il momento no, per il momento no. Vedremo più avanti cosa succederà. Ho capito, va bene, dai. Questo ovviamente come preambolo della serata. Cosa dire di questo campionato di Serie A? Iniziamo subito ad entrare nel vivo. Diciamo, ricollego quello che è stato l'andamento dei nostri pronostici. Anche stavolta non siamo riusciti a superare quota, diciamo, ad arrivare ad 8, no? Che sarebbe già un ottimo risultato su 10. Nessuno dei tre. Max anche questa volta ha vinto, e quindi complimenti a lui con 6 risultati azzeccati. Ecco, secondo te la sorpresa di giornata qual è stata? Sorpresa di giornata potrebbe essere stata la vittoria dell'Empoli fuori casa contro il Sassuolo. E, Su cosa si fonda questo successo? E complimenti ovviamente a mister Andrea Azzoli. è vero. Secondo te, ecco, dove sta, diciamo, la capacità dell'Empoli, no, di essere anche a metà classifica di fatto? Quindi questi 15 punti che l'Empoli ha ottenuto, ricordiamo che se non erro ha vinto anche a Torino contro la Juventus. Esattamente. L'Empoli secondo me è una bella squadra fatta di giovani, gioca molto bene a calcio, anche contro l'Inter non ha affatto demeritato fino all'espulsione che ha cambiato la partita dopo. Comunque ti dico, sì, continuo a dirti, l'Empoli gioca un bel calcio, ha tanti giovani che sta facendo vedere. Andreazzoli, secondo me, è giusto per questa squadra qua, giusto per questa città. E, È l'allenatore di fatto più anziano del campionato di Serie A, se non vado errato, e comunque sta dando un'anima, un certo sistema di gioco. Leggevo che l'Empoli ha la capacità di portare a casa molti punti dalle trasferte, perché di fatto in casa non ha vinto ancora, se non ricordo male, no. e per cui ha ottenuto la maggior parte dei punti in trasferta, e quindi vittorie pesanti come l'ultima a Reggio Emilia con Sassuolo, che nessuno dei tre, né me né te né No, no, Max, proprio riuscisse ad zero. azzeccare. Io Zero. davo come te vincente il Sassuolo, invece ci siamo Ma dovuti inchinare al gol dell'Empoli appunto, proprio sullo scadere, peraltro, ecco. giustamente. Invece, ovviamente potremmo parlare di Juventus, perché attraversa un momento negativo la squadra, la compagine bianconera, che sarà impegnata tra pochissimo alle 21 nel match di Champions contro lo Zenit di San Pietroburgo. Quindi tra non molto vedremo
se continua il momento magico della Juventus in Champions League. Peraltro i risultati parziali, perché stanno per finire gli incontri delle 18:45, c'era il Wolfsburg in vantaggio 2-1 sul Salisburgo, e quindi la vittoria a sorpresa dei tedeschi per ora. E poi c'era il Chelsea che vinceva 1-0 con rete di Ziyech in Svezia contro il Malmo, quindi una vittoria per il momento risicata. Questo nel girone della Juve. Ovviamente alla Juve basta un punto per raggiungere gli ottavi. Con la vittoria ovviamente sarebbe ancora di più il quarto successo consecutivo. Ecco, secondo te, parliamo del campionato di Serie A e poi ovviamente con una parentesi sulla Champions, no? Che sta per iniziare. Come la pensi ecco, è finita intanto Malmo-Chelsea 1-0, vittoria degli inglesi. Quarta sconfitta consecutiva per gli svedesi, e quindi Chelsea raggiunge la Juve a 9 punti. Ecco, cosa pensi della Juventus? Juventus è un po' in crisi, non si sa neanche perché secondo me la squadra è buona. Cioè, Allegri, come ho detto all'inizio ancora, ci volevano 3-4 partite per sistemare la squadra e tutto quanto. Sì, d'accordo. Però cosa è successo? Cioè, non so neanche io spiegarmi cosa può essere successo alla Juve, perché la squadra, secondo me, è una buona squadra. È quella dell'anno scorso, a parte il nuovo acquisto Locatelli. Cioè, non so neanche io cosa spiegarmi, cosa può essere successo, se magari non stiano già rimando contro l'allenatore, ma non credo, perché non credo che stiano remando contro l'allenatore. Contro Allegri? Non penso, perché la Juve, cioè, non è di quella politica lì, non è politica che rema contro. Altro, ti dico, sinceramente non so neanche io cosa dire. Non so neanche io cosa dire. Dopo... Ecco, guarda che ti salutano, sì. Kevin grande press, lo salutiamo, ovviamente lo ringraziamo per essere dei nostri. Ecco, quindi sulla Juventus probabilmente una difficoltà che in attesa poi c'è stato un ritiro, insomma, ovviamente adesso c'è la partita oggi, ma poi proseguirà il ritiro, e già dalla prossima di campionato ovviamente Allegri conta di recuperare il tempo perso, anche perché ricordiamo che prima di queste 2 sconfitte consecutive comunque era stato un bilancio più che positivo, culminato con l'1-1 di San Siro contro l'Inter. L'Inter che tiriamo in ballo perché tu sei stato generoso da farci vivere un assaggio, no, del pre-partita, no, fuori da San Siro. Come è andata? Come avete preso un po' di umidità? No, guarda, il tempo è stato bello. Fortunatamente il tempo è stato bello, quindi non abbiamo preso né pioggia, né umidità né niente. E l'atmosfera di San Siro è sempre magica. Che si giochi a mezzogiorno, al pomeriggio, alla sera, quando entri lì è sempre magica. Riguardo alla partita, devo essere sincero, primo tempo non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto perché stavano facendo tutti quei fraseggi, tic e toc, e vai indietro e vai avanti. Non girava un po' la squadra. L'Udinese si è difesa bene, ha avuto un'occasione nel primo tempo e l'Inter se ne è mangiati 2 invece. Il secondo tempo invece, sull'unico errore secondo me dell'Udinese, sì. Correa, che fino a quel momento non era proprio in formissima, ma come tutta la squadra, dopo si è sciolta la squadra e lì hai visto girar bene Brozovic, Barella e tutti quanti. E dopo hai fatto l'1, hai fatto il 2, te ne sei mangiati altri 2 e dopo è andata così, dai, è andata alla fine. Correa va avanti a doppiette, perché qua quando segna ne fa sempre 2, no? Come a Verona, giusto? All'esordio guarda che ti vedo un po' tagliato, se riesci a cambiare l'inquadratura leggermente. Esatto, adesso ti vedo abbastanza bene, ecco. Adesso sei perfetto. Perfetto. Bene. E quindi questo ci dici dell'Inter, un Inter che continua a essere a -7 dalle capoliste. Sì, dalla coppia. E qui ovviamente chiedo
dalla coppia Milan e Napoli. Detto del Napoli. Napoli, una vittoria sofferta a Salerno, peraltro espulso Koulibaly e non solo, anche un giocatore della Salernitana di cui non ricordo il nome in questo momento, e una partita difficile sbloccata da Zielinski, considerato che Insigne non era in campo, Osimhen ha problemi al polpaccio e quindi non si sa se recupererà Sì. per la partita di domenica col Verona. Napoli ha fatto fatica, mentre il Milan continua a A vincere, vincere. non dico senza problemi, però ad avere un risultato molto elevato negli scontri diretti, perché era il quarto scontro diretto, ne ha vinti tre, con la Lazio, con la Appunto. Roma, con l'Atalanta, e ha pareggiato solo con la Juventus, il Milan. E domenica alla Giusto, prova del giusto. 9 con l'Inter. Ecco, detto questo, cosa ne pensi di queste due capoliste e quanto potranno ancora reggere il ritmo? Perché il Napoli ovviamente avrà il match col Verona di domenica, ma poi ovviamente avrà tanti scontri diretti con la Lazio, con l'Inter, col Milan stesso. Beh, giusto. Quindi, insomma, come vedi, eh, potrà essere il prossimo mese, ecco, fino a Natale? Credi che queste squadre possano continuare con questo ritmo imperterrito o Ma perderanno guarda, anche loro punti per strada? io ti dico, secondo me il Milan è una buona squadra perché sono insieme da 2, 3, da 3 anni già, quindi sono amalgamati bene, conoscono il mister e tutto quanto. Il Napoli, Spalletti non si discute come allenatore, per l'amor di Dio non si discute, quindi gioca anche lui un bel calcio e adesso fa divertire i tifosi. Se dureranno, come si dice, solo il tempo lo dirà, perché ovviamente loro adesso hanno, allora il Milan ha l'Inter domenica prossima, mentre il Sì, Napoli, come hai detto tu, al Verona. Dopo c'è la sosta per le nazionali e quando si ritorna dalle nazionali c'è già un Inter-Napoli, che è lo stesso un bel banco di prova. Mentre assolutamente sì. Il Milan non mi ricordo, guarda, mi viene un vuoto, non mi ricordo dove va appena si torna. Non Comunque, importa, secondo non me, importa. Comunque ecco, è da capire, effettivamente stanno meritando fino adesso, per il le, le- momento le- sì. per il momento sta meritando, bisognerà vedere Sì, come evolverà dopo le prime difficoltà, perché chiaramente sì, prima o appunto. dopo incapperanno in una sconfitta, ecco, voglia Sì, per gli infortuni, voglia per comunque una partita storta ci può stare, ecco. giusto. Beh, per l'amor di E, Dio, sì. complimenti intanto al Wolfsburg che ha vinto 2-1 e si è riportato in corsa nel girone G, perché adesso c'è il Salisburgo a 7, Wolfsburg a 5 e stasera c'è Lille, Mm, scusate, detto alla francese il nome originale, Siviglia a 3 punti, 3 pareggi, pensate un po', gli spagnoli, e il Lille con 2. Quindi il Wolfsburg, la squadra sponsorizzata dalla Volkswagen, sì. è al momento seconda, ma bisogna vedere cosa succede questa sera tra la squadra spagnola del Siviglia e i francesi del Lille. Ecco, chiusa la parentesi Champions League, che inizia tra non molto, due partitone per Juventus Zenit, con E Juventus soprattutto, Zenit e soprattutto Atalanta-Manchester United. Parliamo dell'Atalanta a questo punto, che ho citato, in grado di pareggiare contro la Lazio praticamente a tempo quasi scaduto. Come vedi l'Atalanta? Ecco, anche alla luce del campionato, e quindi commentiamo anche la Lazio di fatto, e come la sì. vedi per la partita di stasera? Beh, l'Atalanta, allora, all'andata ha perso 2-1, 2-1 se non erro, 3-2, 3-2. Ecco, scusa, 3-2. E l'Atalanta, come sempre, gioca il suo calcio, gioca il calcio di Gasperini. Gasperini ormai ha messo nella mentalità della squadra di attaccare, difendersi, attaccare, difendersi, quindi gioca un calcio suo, il calcio dell'Atalanta, dai, che secondo me ritengo ancora un bel calcio, un bel calcio. E stasera secondo me può anche fare il risultato se
basta che mantenga la calma, che non magari faccia errori stupidi e tutto quanto, visto che dall'altra parte ci sono dei signori giocatori, citiamo Ronaldo, Cavani, Pogba, cioè, non è una squadretta da niente il Manchester. Bruno Fernandes, L'Atalanta, sì, De Gea. senza citare tutti gli altri. Esattamente. Ecco, sei E, sempre tagliato, eh? Guarda di rimetterti. Bravo, bravo. Devi eh, stare in questa posizione, così ti vediamo bene. Guarda che sfondo fantastico, colora con... cos'è? Un le disegno di virtù. limoni. Disegno di limoni, bellissimo. Ecco. Allora, ascolta, e quindi Atalanta-Lazio, che ci dici? Che ci dici? Meglio l'Atalanta o Atalanta-Lazio, meglio la Lazio? no, Atalanta L'X. nettamente. Atalanta nettamente, guarda. Però la Lazio stava per portare a casa i 3 punti, quindi Sarri Eh, sì. ha detto che, diciamo, ha visto dei miglioramenti, e poi però c'è stata la doccia fredda al 94esimo. Dove può Sì, lì arrivare sì. questa Lazio? Lotterà per l'Europa League come sempre o magari può ambire a qualcosa di più, onestamente? Ma guarda, secondo me la Lazio è una squadra un po' particolare perché non riesce ancora, non riesci mai a decifrare che stagione vuole fare, se vuole stare lì sulle prime quattro, se vuole stare in Europa League, perché a volte parte bene e dopo si perde un attimino via per il resto della stagione. Ma la squadra che sta facendo lo Tito, secondo me, è una buona squadra. Cioè, non sta spendendo i milioni di tutte le altre squadre, però i suoi giocatori li trova, ha un buon DS che è Tare, che va a scovare anche giocatori importanti, che poi si sa che li rivende bene. Quindi io, la Lazio, un quinto posto, dai, lo potrebbe anche azzeccare. Quindi Europa League come ti dicevo io. Sì, Mentre dai. l'Atalanta, secondo te, riuscirà per il terzo anno di fila ad andare in Champions? È una bella lotta, però secondo me ce la può fare, dai, ce la può fare e poi senza dimenticare che secondo me cioè, dovrebbe tornare su anche la Juve perché non può rimanere in quelle posizioni che è. Come finisce stasera Atalanta-Manchester? Atalanta-Manchester, mi sforzo, dico 2-1 Atalanta. Addirittura, Sì, addirittura. sì. Guarda, io non voglio portare sfortuna all'Atalanta, ma secondo me questa sera, salvo miracoli, dovrebbe vincere il Manchester United. Ah beh, Voglio essere molto diretto perché credo comunque che la partita d'andata abbia definito di fatto i valori del invece, girone. Però è chiaro, se l'Atalanta riesce ad imbrigliare la manovra del Manchester come sì, ha fatto nella gara di 2 settimane fa in cui vinceva per 2-0, però non sarà facile portare a casa dei punti appunto. stasera. Questo è il Invece, mio parere. Enrico, ti faccio una domanda. Ti faccio una domanda. Vai. Antonio Conte al Tottenham. Cosa mi dici di questa? Guarda, l'avevo annotato come argomento, diciamo, per chiudere diciamo, la parentesi del calcio, perché comunque parleremo anche di altri sport, È però giusto. visto che l'hai tirato in ballo, credo che il Tottenham abbia fatto un enorme sacrificio in termini di investimenti, perché ho letto insomma delle cifre importanti, si parla di un importo di quasi 1 milione al mese, 900.000 euro, no? E Sì. lordi, questo è un impegno importante fino al 2023, quindi sicuramente hanno investito nella figura di Antonio Conte. Credo che al momento degli allenatori che erano fuori dai giochi o che comunque parcheggiati, mettiamola così, visto che comunque era sotto contratto con l'Inter, oppure si era accordato con una buona uscita, Sì. vero? Forse è stato questo il caso. E quindi lui conosce già il calcio inglese, peraltro ha già vinto anche col Chelsea
e quindi un uomo che potrà dare quello che manca al Tottenham per risalire la china. Non credo riuscirà a vincere lo scudetto, almeno non quest'anno, a mio giudizio, perché vedo un Chelsea davvero molto forte. Il City invece sta attraversando un momento negativo, è uscito nella Coppa di Lega dove vinceva da 4 stagioni, ha perso con il Crystal Palace sabato, quindi secondo me Conte potrà raggiungere sicuramente degli obiettivi e sicuramente per quanto riguarda il Tottenham vincere magari dei trofei. E ricordiamo che sì, è impegnato anche in Champions, no? Se non ricordo Appunto. male il Tottenham. No, Ah Conference no, è League, in Europa Conference. League? Ok. Ah, Conference, Conference. addirittura in Sì. Conference, ecco, vedi, ricordavo male, chiedo scusa. Ecco, quindi sicuramente la Conference League può essere uno dei trofei, ma anche l'FA Cup e perché no la Coppa di Lega. Ecco, Conte credo che darà sicuramente da subito l'impronta, intanto bisogna risalire in campionato dove l'andamento non è stato assolutamente favorevole, ma Comunque dimmi. Conte sa far bene i conti in tasca sua perché a Beh, parte l'ingaggio che gli ha promesso il City, il Tottenham, ha avuto la buonuscita dall'Inter e ha pure preso soldi da Sky quando era in trasmissione, quindi lui sa far bene i conti proprio a livello economico di tasca sua. guarda, il Tottenham, vedevo adesso, è nono in classifica con Ecco, 10 punti di ritardo dal Chelsea, quindi a 15 punti dopo 10 giornate significa una media di 1,5 punti a partita, per cui non un grande andamento, però insomma può risalire la china. Ricordiamo che i primi 4 vanno in Champions, a meno che poi una inglese, che comunque lottano sempre per la Champions, non la vinca e magari non arrivi nei primi appunto. 4 posti, allora avresti 5 squadre qualificate. Ecco. Però al di là di questo, insomma, il Tottenham sicuramente può passare davanti al Wolverhampton, al Brighton, insomma, Beh. senza offesa, al West Ham, quindi ci sono ancora 28 giornate e credo che Conte ci farà, insomma, non sorprendere, ma ci farà sicuramente, darà delle ottime soddisfazioni agli inglesi. Ecco, questo per quanto riguarda il mio parere su Conte. Ecco. Bene. Non so come la vedi tu, al di là del lato economico, però credo sia un'ottima scelta. No, no, senza dubbio, Conte è stata un'ottima scelta per il Tottenham, un signor allenatore dove è andato ha sempre fatto risultati, ha sempre vinto, ce lo ricordiamo noi bene dell'Inter che al primo anno è andato in finale di Europa League e ha perso il campionato per un punto e il secondo anno l'ha vinto. E lui è un gran motivatore, ma Sì. soprattutto uno soprattutto che anche fa a volte giocare bene la squadra. No, il Tottenham, come dico, ha fatto un gran investimento a puntare Bene, su. bene. Allora, David, abbiamo da commentare ancora Torino-Sampdoria, Fiorentina-Spezia, Genoa-Venezia e Bologna-Cagliari. Quindi andiamo verso la lotta a salvezza. Il Torino è risalito, la Fiorentina tripleta di Vlahovic, quindi ancora di più aumenta di valore. E cosa ne pensi di... Intanto iniziamo da queste due, Torino-Sampdoria, Genoa-Venezia, scusa, Fiorentina-Spezia. Questo un commento sulla vittoria in termini di Torino e Fiorentina. Allora, Torino ha vinto buono, ha vinto bene, quindi sì, sta risalendo come hai detto tu. Sembravi José Altafini, ha vinto buono. Sì, ha vinto buono. Ecco, Max è appena arrivato a casa anche. Ho Max visto, ho è appena visto. Grande arrivato. Max, un saluto e complimenti per la puntata di oggi di Tennis Shot. Bravo Ovviamente vi Max. invitiamo. E quindi David, sostanzialmente, insomma, cosa mi dici di Torino e Fiorentina? Allora, Fiorentina ha vinto 3-0 facile, si può dire, con Mhm. tripleta di Vlahovic e come hai detto tu, adesso il suo valore schizzerà verso l'alto, quindi ci saranno penso che ci siano delle offerte in arrivo anche nel mercato di gennaio
E poi, mentre il Torino e la Sampdoria è un po' in crisi, infatti anche la Sampdoria è andata in ritiro. E, Sì. e adesso starà ad Aversa magari riuscire a tirar fuori qualcosa dai suoi ragazzi, sì, tirar fuori qualcosa di nuovo. E poi Genoa-Venezia e Bologna-Cagliari. Genoa e Venezia si sono 0-0. equamente divise la posta 0-0 e Bologna invece ha vinto 2-0. Cosa ne pensi di queste Sì. tre squadre, 3-4 squadre? Perché il Cagliari la vedo piuttosto male. La vedo molto male il Cagliari, molto male. Ma andiamo in ordine, guarda, Genoa, Venezia, io credevo, infatti io nel pronostico avevo messo 2, io credevo che il Venezia la portasse a casa, E perché invece secondo me il niente. Venezia, invece niente, il Venezia gioca un bel calcio, un bel calcio. Il Genoa, secondo me, potrebbe fare ancora un po' di più, sì, il Genoa. Però se il Venezia è andato a pareggiare a Genoa vuol dire che ha fatto una gran bella partita. Poi non le ho viste tutte, però secondo me ho visto un po' di highlights così, ma ha avuto anche le sue occasioni e è stato anche, hanno detto che ha fatto delle belle parate Sirigu. Certo, Eh, è vero. mentre Allora, allora, Bologna, concludiamo l'argomento sì, calcio. Piccola parentesi del tennis, dicevo, recuperate la puntata di Tennis Shot di Max di quest'oggi perché si parla di Parigi-Bercy. Che cosa dirvi? Che purtroppo abbiamo perso sia Mager e anche Fognini, come diceva giustamente Max, ieri battuto da Fucsovic e quindi Fucsovic affronta Djokovic. Domani ci sarà un incontro, direi imperdibile, perché Sinner affronterà Alcaraz e quindi sfida tra giovincelli, un ventenne contro un diciottenne e quindi sfida che si preannuncia davvero interessante, quindi assolutamente da vedere. E quindi questa sarà la sfida del giorno per domani, ovviamente. E domani probabilmente scenderà in campo anche Musetti contro Duckworth, ma ovviamente vi rimando alla puntata di Tennis Shot se Max riuscirà a farla domani. Purtroppo Mager non ce l'ha fatta contro Roger Sim, ha vinto il primo set e poi purtroppo ha perso gli altri due. Era difficile col canadese che ha ancora una piccola percentuale, è ancora in lotta per andare alle finals di Torino, dove è in lotta anche Sinner, dove è in lotta Norrie, dove è in lotta Rudd, ovviamente, il norvegese che è stato sconfitto da Sinner nei quarti di finale a, nel torneo di Vienna, che purtroppo ci ha visto un po' in semifinale con l'amaro in bocca, insomma, visto quello che è successo, 6-3, 5-2 e purtroppo la luce si è spenta, come dicevamo, a Sportissimo visto Live quel terzo Caffè e set, ciao. Sinner ha perso. Va bene, dai. E, questo per quanto riguarda il tennis, domani grande partita, lo dice anche Max, c'era anche qualcosa che dimentico, forse adesso Il basket, sì, beh, esatto, una piccola parentesi anche sul basket, stavo pensando a un italiano che aveva giocato oggi, che era stato sconfitto, sì, Sonego battuto da Fritz, 3-6, 6-2, 6-3, anche lui come Mager aveva vinto il primo set e purtroppo sconfitto, va bene. Però, dicevi tu, il basket è importante perché oggi si celebra il centennale della Federazione Italiana Pallacanestro. Oggi eh, proprio bel compleanno. 100 anni fa, un bel compleanno, con diciamo Milano che domina sia in Eurolega sia in campionato, la Virtus Bologna invece diciamo balbetta e 2 sconfitte consecutive in trasferta, prima a Napoli, poi a Tortona e quindi per il momento non vanno più a braccetto Milano e Bologna, però attenzione a dare per morta la Virtus, questo lo dico ovviamente perché l'anno È scorso vero. sappiamo poi cosa è successo, Come è sebbene andata a finire? Milano Come è andata a finire? abbia un grandissimo allenatore che reputo forse il migliore attualmente, ovvero Ettore Messina,
e anche se Sergio Scariolo è altrettanto bravo, e quindi sarà una bella sfida tra Milano e Bologna sicuramente per tanti appuntamenti, così come lo è stata in Supercoppa, probabilmente anche Coppa Italia e campionato sarà un discorso a due, poi vedremo se riusciranno ad inserirsi Brindisi, Venezia e ovviamente magari qualche sorpresa, ecco. Caro David, allora, detto di quello che sarà domani per il tennis, una partita imperdibile tra i due giovani astri nascenti, quello italiano Yannick Sinner, ricordando che Matteo Berrettini è già alle finals di Torino e che non partecipa a Parigi-Bercy per un problema al collo, e Carlos Alcaraz che viene da tutti diciamo riconosciuto come uno dei tennisti emergenti, specialmente ricorda molto il Nadal delle origini, sebbene non sia mancino, e quindi domani sicuramente un match, se potete guardatelo da non perdere, perché credo sarà una sfida interessante, e per Sinner di fatto un crocevia per cercare di recuperare i punti necessari per andare a Torino. Ecco, e poi ci sarà anche la Coppa Davis a Torino, quindi insomma a Torino devo dire insieme a Milano, perché ci saranno le finali del Next Gen a Milano, devo dire capitale del tennis per certi tennis versi. mondiale proprio Milano-Torino, dai. Sì, sì, migliori otto migliori otto giovani del circuito, tra cui potrebbe esserci Sinner, a meno che non vada direttamente alle finals, quindi con i migliori otto in assoluto della stagione dell'anno solare 2021. Nadal farebbe parte di questi, ma purtroppo ha già detto che non Non parteciperà parteciperà. e tornerà probabilmente a fine anno o inizio 2022, ecco, per i soliti problemi. Ringraziamo Andrea, che vedo che ci ha salutato. Io, Ciao Andrea. Andrea, ti vorrei in diretta una volta con noi, magari vedi tu quando puoi, perché sicuramente ci piacerebbe un po' stimolarti su questo Milan che tu tifi, e ovviamente a questo punto ti invitiamo, visto che abbiamo David e Max come interisti, ti invitiamo per parlare nella prossima puntata di Sportissimo Calcio Show, per parlare di quello che è il derby, di quello che sarà stato nel derby ovviamente, e quindi una partitissima che tutti aspettano, ovviamente sarà domenica sera alle 20:45, e quindi cosa succederà non lo so, però anche perché i pronostici dovrò farli fra non molto, ma mi riservo di vedere cosa succede nelle partite di Champions e poi vedere un po' lo stato, diciamo, Appunto. delle squadre. Prima la Ecco, questo. Champions e poi il campionato. Prima la Champions, esatto. Guardiamo cosa succede in Champions. Credo che abbiamo sforato leggermente, sono già iniziate le partite di Champions, per cui salutiamo tutti quanti e vi auguriamo un'ottima serata di calcio o di cinema, Buona se Champions a tutti. guardarvi qualche bel film, oppure magari andate a teatro. Perché fanno vedere la Juve? Bella domanda, caro Andrea. Credo per un discorso di appeal, no? Nel senso che Sì. molti magari vogliono vedere questa partita con lo Zenit, anche perché potrebbe staccare il biglietto per gli ottavi, e per questo probabilmente, Ciao anche Max. se Atalanta-Manchester ovviamente ha sicuramente un Io vedrò riscontro quella Enrico. importante. Io vedrò quella infatti. Ah no, non guardi diretta gol allora? No, Non ti no, piace? Non ti vedo piace? Atalanta-Manchester. Mi godo È Atalanta-Manchester. iniziata? È iniziata la partita? Sì, da 5 minuti penso, 2 Bene, dai, minuti. allora non rubiamo altro tempo ovviamente a chi ci sta seguendo. Lo ringraziamo tutti della partecipazione. Prossima volta Andrea, segnatelo, Sportissimo Calcio Show al martedì, e quindi buona serata a tutti. Grazie David, come al solito, del Grazie a tuo te Enrico. aiuto, e Max, ovviamente aspettiamo la puntata di Tennis Shot
sulla partitissima di domani tra Alcaraz e Sinner. Dai. Ovviamente, buona serata a tutti, buona grazie, serata. è stato un piacere e un saluto da Enrico. E un saluto da David. Ciao ragazzi. A presto.